Ragazzi, sto per farvi vedere l'apertura che vi farà guadagnare almeno 300 punti. Allora, quando è stato 2 settimane fa, stavo giocando qualche partita Blitz col mio account secondario Matto Scacco 300 per allenarmi sulla velocità, per giocare e ragionare in modo più veloce, dato che è insomma il mio punto debole, e quindi mi ritrovo questo giocatore brasiliano che mi fa una trappola in apertura che non ho mai visto prima e ci sono cascato in pieno. Così, sorpreso, ho iniziato a seguire questo giocatore e ho detto, ma vediamo se lui gioca sempre questa trappola. Ragazzi, quando è il bianco la gioca sempre e ci cascano tutti. Da una parte sono contento, ho detto, non sono l'unico pollo che ci è cascato, ma vediamo di cosa si tratta. E 4 e 5, cavallo e 2, gioco subito cavallo F6 per attaccare quel pedone e a questo punto gioco D5 per prendere il controllo sul centro, cavallo in H5, se catturo quel cavallo gli porto la donna in un'ottima casa, ma devo dire che c'è questo pedone che qui è gratis, quindi lo si prende, D3 mi scaccia il cavallo ritorna a casa e ora alfiere G4 c'è l'inchiodatura. Decido di togliermi da queste inchiodature, c'è anche tra l'altro il doppio attacco, no? Su questo cavallo, e quindi come ci si difende? Alfiere 7, semplice, il problema è che alfiere 7 lascia il punto G7 debole, cioè debole, scoperto, non debole. Il problema è che il cavallo in H5, solitamente, dato che viene messo in F3, non ci va mai in H5, quindi non è un pattern scacchistico che insomma, lo scacchista riesce così subito anche nelle blitz a trovare subito. Quindi questa è veramente un'infamata. Cioè il fatto che qui ci sia questo attacco doppio che mi costringe poi all'impedonatura e quindi gioco alfiere 7, bam, scacco, prendo lo scacco, perdo l'arrocco, mi mette l'alfiere in H6, attacco a raggi X, l'unica casa disponibile per il re, e adesso c'è il re sulla colonna aperta, quindi in futuro magari potrà venire anche la donna tramite zigzag o cose varie. Toglie via il cavallo, tra l'altro ho sempre paura appunto di robe come donna qui matto, perciò cerco di fare questa manovra per mettere poi anche l'alfiere in G7, però qui inizia a esserci molta pressione, triplice attacco su questo cavallo, ho solamente 2 difensori, aumento i difensori ma a un certo punto poi la pressione è troppa, in una partita che veramente odio, qui c'è la pressione, insomma gioco una mossa a caso al re donna F8 ma non funziona perché qui mi arrendo perché dopo cavallo e alfiere qui ho perso un pezzo così a gratis e quindi abbandono alla 14ª mossa. Vabbè, ho abbandonato. Ma cosa succede? Ho iniziato a seguire il tizio, mi sono segnato qui alcune partite divertenti. Andiamo a vederci questa partita che ha giocato contro un 1868 e lui ha abbandonato invece dopo 10 mosse, quindi ancora io ho resistito fino alla 14ª, lui alla 10ª. Guardate, ancora una volta, cavallo e 2 del Kaiser, cavallo lì, ok, B6, cavallo in H5 e nessuno cattura sto diamine di cavallo perché altrimenti, ripeto, la donna va in una buona posizione, poi senza più il cavallo in F6. Ok, gioca tutto normale e chiaramente alfiere 7, cioè, ripeto, è una blitz, qui questa non la vede nessuno, scacco ancora, sempre il solito giochino, ormai lui la gioca, sa che va a finire così, re G8 sa che va a finire così e fa sempre questa mossa qui. Nessuno cattura quel cavallo, cattura lui e ora, bam, e adesso, qui c'è il matto, forzato. E ha vinto così la partita contro un 1868. Ma ce ne vediamo un'altra, nessun problema. Guarda, sono segnato la seconda qui. You're gonna see me shine, 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 shine. Walking on beams of light, 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 light. Vediamocela. Contro un 1951. Vediamo, adesso non so come è andata la partita, però vediamo le prime mosse. Ok, qui il nero gioca un'apertura piuttosto insolita, cavallo in H5 che chiaramente nessuno prende, alfiere 7, ancora un'altra volta cavallo G7 e solita cosa, insomma, qui ecco inizia a fare un po' di giochini, poi ok, qui il nero in qualche modo è riuscito a liberarsi, però ragazzi, cioè questa qui è veramente una spina nel fianco, per non dire da altre parti meno eleganti. Vediamoci la terza partita che mi sono segnato.
Contro 1840... Ah no, questo sono... No, chi è questo qui? Perché è uscita una mia partita? No, perché è uscita una mia partita? Non volevo... Che partita mi sono... No, va bene, fa niente, fa niente. Ne vediamo un'altra. Ok, questo vabbè contro 1400, che comunque anche lui, nonostante ha fatto una difesa siciliana, a un certo punto il cavallo va lì, attaccando sto punto, e qui cavolo F6, ma perché nessuno si rende mai conto che quel diamine di cavallo, sempre così, sempre così. Poi inizia a mettere la pressione su questo cavallo, poi inizia a arrivare con la donna con triplice pressione, e qui c'è poco da fare. Qui addirittura così come aveva fatto con me, e qui tra l'altro il nero ha trovato un'ottima soluzione, quella di cambiare le donne, però insomma è difficile, difficile. Vediamoci un'altra posizione, un'altra partita. Continuerò a seguire il personaggio perché sono sicuro che sfornerà altre cose interessanti. Qui è arrivato, ha superato, grazie a questi trucchetti, ha superato i 1900, gioca contro 1882 e sempre la stessa storia. Cavallo che va in H5, nessuno che glielo cattura, e alfiere 7, bam! O sembra la barzelletta, e l'alfiere lì, e poi il cavallo che torna lì, e poi c'è questa mossa qui, e qui ti pappi anche la torre. Dopo questa, bam! Dimmi se il bianco non sta bene qui. Assurdo. Assurdo, vediamo l'ultima partita che mi sono segnato, veramente, veramente assurda sta roba qui, da non credere, contro un 1939, attenzione, attenzione, sei pronto? Come andrà a finire questa partita? Difesa siciliana, cavallo in H5, ecco lì, alfiere, ma secondo me ora fa alfiere H6, sì? Forse ora fa cavallo H5, ah tra l'altro qui c'è anche lo scacco di scoperta, vediamo, esatto, perde anche la donna, yeah. Finita, finita. Va bene, ragazzi. Boh, provate a utilizzarla anche voi. Magari vi prendete 200-300 punti così gratis grazie a quel pedone G7. Inoltre volevo ricordarvi che è uscito da un paio di giorni sull'Accademia di Mato Scacco il corso del maestro internazionale Fabrizio Bellia per quanto riguarda l'attacco, sacrifici sul re, attacchi su arrocchi contrapposti, eccetera, eccetera. È veramente interessante, andate a darci un'occhiata. Trovate il link in descrizione. Alla prossima! E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!